Mi sono inventato tutto a partire dalle accuse contro mio cognato Gerlando Russotto. Dopo questa ultima dichiarazione, la vicenda giudiziaria del mancato pentito approda in aula per l'udienza preliminare, ma subito dopo è rinviata perché non c'è nessuna prova della notifica alla vittima. La vicenda, relativa ad un agguato al ristoratore Saverio Sacco, ferito a colpi di pistola alle gambe il 28 aprile del 2017 in Belgio, dove vivevano gli indagati e la vittima, inizia dalle rivelazioni del favarese Mario Rizzo, aspirante collaboratore di giustizia per qualche mese e poi, dopo un brevissimo periodo, cancellato dal programma di protezione anche e soprattutto per la scarsa consistenza delle sue rivelazioni. L'episodio, dunque, del fallito agguato porta in giudizio il falso pentito ed il cognato, una intricata vicenda giudiziaria che coinvolge nel processo anche l'avvocato di uno dei due imputati con l'accusa di favoreggiamento. Ed infatti il pubblico ministero Alessandra Russo non crede alla nuova versione e l'inchiesta approda in aula per il processo con il rinvio a giudizio di Russotto e Rizzo. I loro difensori, gli avvocati Calogero Lo Giudice e Salvatore Cusumano, potranno chiedere il giudizio abbreviato oppure sarà il giudice a decidere se disporre il rinvio a giudizio. Rizzo aveva detto di avere sparato a Saverio Sacco insieme al cognato e all'empedoclino Salvatore Prestia, sotto processo in Belgio. L'udienza davanti al GUP Luisa Turco proseguirà il 20 luglio prossimo.